Pulire 2015, siamo in compagnia di Daniele Bonini, direttore commerciale di ISAL Kercher Group, a cui chiediamo quali sono le novità che presenta a Fiera Verona 2015. Allora, anche quest'anno ci siamo dati da fare per presentare una nuova linea di macchine. Abbiamo fatto un restyling delle vecchie macchine, chiamiamole così, cercando di fare dei miglioramenti sia tecnologici che anche di immagine. Oggi facciamo parte di un gruppo importante che è il gruppo Kercher, per cui dobbiamo stare anche al passo dei tempi con il nostro partner. Abbiamo presentato due modelli riguardando quello che è l'aspetto estetico, che è una parte importante ma non così fondamentale, ma nello stesso tempo abbiamo fatto invece dei grossi miglioramenti tecnologici, abbiamo cercato di portare novità tecniche in maniera che le nostre macchine siano sempre più competitive e forti sul mercato. Il prodotto ISAL è riconosciuto per essere un prodotto robusto e che affronta la pulizia pesante, per cui abbiamo fatto in maniera di fare delle macchine che proprio possono soddisfare questa esigenza, per cui andare in ambienti difficili da pulire. Oltre a questo abbiamo cercato anche di andare incontro a quello che è l'esigenza dell'utilizzatore della spazzatrice, per cui cercando di fare una macchina che sia confortevole anche per chi la usa, quindi sedili comodi, volante ergonomico, quindi tutto quello che può essere di comfort per chi sta anche le 8 ore seduto sulla macchina, ed è importante anche questo. E l'altro aspetto è quello della rumorosità, che sta diventando un problema direi piuttosto serio, e ci siamo impegnati a cercare e siamo riusciti a ridurre il tasso sonoro sulle nostre macchine, anche questo per andare incontro alle esigenze di una diminuzione dell'inquinamento acustico. Queste sono le principali caratteristiche di due nuovi modelli, il modello 160 e il modello 180, due macchine simili come concetto però diverse nella loro dimensione. Chiaramente un altro aspetto è che tutte le macchine poi vengono presentate in maniera basica, però poi c'è la possibilità di aggiungere tanti accessori che vanno a vestire la macchina a seconda poi dell'esigenza del cliente, della necessità di pulizia del cliente. In particolare per esempio le cabine, oggi le cabine vengono fatte in maniera molto professionale, molto comode, con aria condizionata, eccetera, sempre per andare incontro al comfort degli operatori. Ultima cosa importante per la spazzatrice è il controllo delle polveri, quindi la macchina deve lavorare senza fare polvere, naturalmente, perché dobbiamo raccoglierla ma non buttarla nell'ambiente, e abbiamo presentato un sistema di filtraggio con un filtro molto speciale chiamato filtro verde, anche per dare un segnale. Il verde è un segnale di ecologia, perché è un filtro che permette di avere una filtrazione molto fine, sino ad un micron, in maniera da poter filtrare le polveri veramente più fine che possono essere dannose per l'ambiente. Grazie mille.